Applauso, ma che ha? Ma che ha? Che ha? Addirittura con la coperta, col plaid. Signor Litterio, Disgraziato! dove sta andando? Ah? Lo consuma! Lo consuma! Buonasera! Buonasera! Sì, questo è un bacio per voi, però insieme con questo bacio, dal momento che vedo non sta bene, ha mandato anche i microbi, no? Perché lei ha fatto così e poi ha mandato il bacio, quindi tutti i microbi. Ma che ha? Disgraziato! Ma disgraziato chi? È Ernesto Grecchi! Ma che fa Ernesto? Lei ce l'ha sempre con quel poveraccio amico mio di Ernesto Grecchi. Ce la faccio io l'iniezione, ce la faccio io l'iniezione, ce la faccio io l'iniezione. Quando non sapete fare, dicetelo! Quando non sapete fare, dicetelo! Ma non è che Ernesto Grecchi è un infermiere, oppure un ausiliario, oppure un medico. Ma allora perché ti fai avanti? Perché ti fai bello? Perché ma mi dice l'iniezione invece da un'acchita, ma picchia da coscia. E perché Ernesto Grecchi è assistente di palco. Che ti stingava a toccarmi, ti stingava a toccarmi. Non ti sdignava a toccarla, non le sa fare. Lei si deve far fare le iniezioni o le punture da chi le sa fare. Che? Ora io vi dico una cosa, scusatemi, ora io dico un conduttore può portare avanti un programma che cerca di essere serio in questo modo? No. Disgraziato tu, disgraziato io. Disgraziato io! No, io no, guardi, io no perché non so nulla. Io ho detto che l'ho vista un po' abbacchiata, ma non l'avevo vista così. Poi guarda, la smetta che stiamo in TV, ma insomma. Perdone scuro, perdone scuro. Senta, la prego. Che lei può anche star male e a noi ci dispiace. Senta, la finisce che io devo andare avanti con la trasmissione anche domani, dopodomani e nei prossimi giorni. Allora, stia buono. C'hai il rizzolone di freddo. Che c'ha? Cosa? Rizzoloni di freddo. Rizzoloni? Può spiegarmi cosa sono i rizzoloni di freddo? Che sembra facile. Ma come voi rizzoloni di freddo? No, i brividi che ti partono da curita. Sì, dal basso della colonna. Che? Tacchiano. Senta, signor Litterio, noi ci dobbiamo mettere d'accordo. Perché io voglio sapere se possiamo fare o no la trasmissione. Portare a borsa perché sono una persona seria, signor. Lei comunque è serio perché ha mantenuto l'impegno con insieme anche se sta male. Ma come mai? Sto male, a borsa ghiaccio non me la porto a buttare. Come che con una mano è tenere ricchezza, con una mano un fazzoletto, con una mano tengo a bocca. Quanto mano hai io? 2. E allora? Sempre 2. Senta, ma perché ti sente così male? Che è successo? Non lo so, per pigliare fresco, signor La Rosa, la colpa dello disgraziato. Di chi? Del mio cucino Iaccio. Lo sapevo io. Quindi lei non ha problemi con sua moglie, come io sospettavo, questa volta ce li ha con suo cugino Alpo. Che ha combinato? Il giorno della Befana. Quindi il 6 di gennaio, sì, l'Epifania. Che c'è? Niente, abortivo. Mi faccia una cortesia, quando lei sente imminente lo sternuto, ecco, magari si allontani, sternutisca e torni, magari, comunque, ecco, che succede? Come non porto con sparare i boom, per la notte di Capodanno, ne porto con sparare? No. E allora ci sparano, per la notte da fare. Va bene, usanze di paese. Sì, che ci penso io, ne uscivo all'ultimo momento. E ci si portava questi boom, dice no, ne trovai, ne portavo una sola. E una bomba 6 kg pesava. Una bomba di 6 kg? 6 kg. Che bomba è? Una cosa esplosiva, enorme. Non lo so. Ci adesso, ma quando hai speso? Certo. No, dice, ma arrivava uno dice che un canuscio. Mi disse che se verso l'una di notte, dice, la spariamo, dice, me l'ha regalata. La mi sparava alla gioielleria del paese, diciamo. Ma come? Ma che dice? Che mi passa una cosa strana. No, è una cosa assolutamente strana che non si fa. Che non si fa? Non si deve fare assolutamente. Ma io non ho capito, signor La Rosa. Certo. Allora meno 5 minuti, che sparai da boom. E andando su stai cominciando a scendere ora, che hanno 14. La bomba di 6 kg fa un rumore. Dico, signor Litterio, la bomba di 6 kg, mi scusi e mi ascolti, perché sarà d'accordo con me, una bomba di 6 kg quando esplode fa un certo rumore, perché poi deflagra, perché poi la bomba deflagra e fa rumore, perché deflagra. Ecco, cioè, la bomba cosa fa? Deflagra.
lui ha fatto un botto che proprio picchia una fragrazione. Quella è, l'ha capito, vabbè, quella lì, vabbè, d'accordo. Che io mi ho spaventato. Certo, che io mi ho spaventato. Sì. Allora picchia rovaro tre cristiani, subito che scattiarono tutti i vitrini da gioielleria. Poi che fate esplodere una bomba. Si spalancava la porta, sì. Io scandalo. Ha trovato questi tre gentilissimi. Gentilissimi, sì. Erano con passamontagna perché c'era freddo. Certo, che avevano il passamontagna non per travisarsi il viso, no, perché c'era freddo, sì. C'era freddo. C'era freddo, sì. Dice, non vi spaventate, ci pensiamo a tutto cosa noi. Ci pensiamo noi a sostituire tutte le lastre e trasero. Sì. Trasero, dice, niente, abbiamo preso in misura. Ora portami là. Scusate, lo so che gli volete bene anche voi. La vuole finire con questo buco, Senta, si inchiude di mobile. La vuole finire, per favore, lasci stare il pubblico tranquillo. Allora, e perciò questi tre signori col passaporto. Abbiamo preso le misure che stia tranquillo ora e non minano i carabinieri. Non i carabinieri ma anguscandosi. Che tutto morbondo. Certo, ma che schifo, ma la vuole finire per favore stasera? Ma che trasmissione è? Io veramente mi perdo d'animo. E l'ho freddo, l'ho freddo capigliare, e l'ho scanto che ancora non mi è passato. Che sto così. E queste cose non si fanno, lei deve stare attento alle cose che fa, che sono cose sbagliate, cose illegali. Che c'ha? Che c'hanno telefonino? Mi sembravano brividi di freddo. Il telefonino, sì. C'ha il telefonino col vibra. Pronto? Sì. Pronto? Un dottore. Dottore, sì. Io l'ho mandato a chiamare. Sì. Sì, no, lei ritardava bene, io segno la trasmissione ora. Certo. Segno qua con signor La Rosa. Sì, io, dottore, con me, quindi rapido perché siamo in TV. Sì. Come? Come mi trova? Mi trova buono da faccia? Vabbè. È vero? No, ma forse perché mi sta vedendo vicino a Ido che pare morto, Senta, guarda, io mi sento malissimo. Io sto benissimo, io non ho problemi, non ho influenza, non sto male, non ho mal di testa. Pronto? Sì? Mi visita. E quando? Io chiamo stanotte ora. Mi visita subito? Sì? Ma c'è una trasmissione. E che sarà faccia? Come? Cioè, la visita in diretta attraverso la televisione, ma siamo impazziti, io pensavo Ma che sta facendo? Come Giugno? Anemico? Più vicino? Attenzione che ci sono le scale, aspetti. Non si può avvicinare Ido? No, lui non si può avvicinare, può farle il primo piano quanto più stretto possibile, però dottore, ecco, quello che vede. Come Anemico? I cannarozzi? Per favore, la vogliamo smettere, per favore? Ci faccio vedere la lingua. Così, vero? Come? Sì, aspettassi un attimo. Ma toccare qua? Sì. Forti? Ai! Ma cos'è, una visita? Ai, mi fa male. Mai l'abbiamo fatto. Chiusutta. Mi fa male. Sì. Al centro, Al qua? centro, meglio. Mi fa male. Uno mi tocco, uno voglio io, mi tocco qua. Mi fa male. Anche la gamba gli fa. Come? Pensa che hai io tu rotto? Certo. No! Non l'hai io Di nuovo qua, la parte bassa. Sì, mi corrisponde più sotto il dolore. Come? Devi toccare sotto? Mi faccio toccare da signor La Rosa? Signor La Rosa non è medico e non tocca. Lasciamo stare. Che fare? Prima da... Aspetta, che è una cosa importante. No, faccia quello che vuole, è a casa sua. Prima da chiamare passo dalla farmacia. Lei conosce farmacie notturne? Sì, ce ne sono tante farmacie notturne a Catania. Mi piglio che cosa? Supposte. Come causite. Causite. Sì, va bene. 2 al giorno. Una mattina e una a sera. Vabbè, scusate, No, prego. Dottore, ci volevo dire una cosa. Queste supposte li devo sciogliere lentamente in bocca o li posso masticare? Ma che dici? Come? Non si masticano, non si... Certo, scusi, ma che... E che cosa ne fa? Ma che fa? Le supposte che sono pillole, che sono capsule. Le supposte... Come? Siamo sempre in TV, la prego. No, mi iscrivissi sciroppo meglio. Meglio. Sì.
Ah, io non sapevo. Perché mi sapevo una mare ogni volta? Ma come? Ma perché lei ha ingurgitato le supposte? Sì, ho capito. Sciroppo. Sciroppo. Sì, grazie. Grazie. Sì, domani poi è vicino, grazie. Sì. E ora capisci perché Ciccio. Che fa Ciccio? Sicuro in salute. Ciccio le usa. Che do supposto tutti i settimane. Vabbè, d'accordo. Ora la prego, signore, dovremmo anzi iniziare la puntata, che devo dire è partita col piede giusto con Mario Venuti e poi subito siamo scivolati su bravo, questa situazione. Bravo. Mi piaceva la canzone, bella, bella.